succede qua a scuola, nella mia classe, nelle altre classi della mia scuola. C'è una bambina che abita, non so, a Piazza Santa Giustina, a Nauronzo di Cadore, che indossa da 2 anni la FFP2 e adesso anche al Covid a casa. E tutti sono a casa loro. Poi c'è una maestra che ho io, che lei si toglie sempre la mascherina per parlare o leggere, perché sennò dice che nessuno lo sente. Lei la toglie e non dice niente, mentre quando noi la teniamo anche sotto il naso lei si incavola come non so cosa. Poi c'è la classe di mia sorella e l'unico momento che lo possiamo togliere è quando fuori da scuola, in cortile, solo in quei momenti, se no tutti dritri nel naso. Siamo solo in 3 che la tengono giù. Allora, prima devo ringraziare Beatrice. Ringraziamo Beatrice. Dai Bea, vieni. Una abbracciatona, vieni tesoro. Ciao, bella, ciao. Le prime volte, dicevo, state fermi come i larici, e la gente immaginava qualche animale, qualche... E invece voi lo sapete come sono fatti i larici. Adesso sono tutti vittori, c'è quella polverina verde. Non sembra che hanno attraversato l'inferno. Sono come noi, ragazzi. Ed è presente. Se uno guarda nei volti la gente, cioè, siamo un po' provati, Un po' di roba l'abbiamo lasciata per strada. Però, guardando negli occhi, non vedi la disperazione. Non vedi gente che è da 2 anni al centro di un processo di persecuzione. Non lo vedi. Non avete gli occhi di chi, come dire, guarda, sto per cedere, perché non ne posso più. Io comincio a vedere gli occhi di chi dice, non mi avrete più, non mai più. Fatevene una ragione. Fatevene una ragione. È quello che cominciano a vedere, ragazzi, si incastrano da bestie, ve lo dico, non è per loro non è tollerabile che esseri appartenenti agli esseri umani non cedano, sono abituati, insomma, a dare sempre ordini, no? Pensate, il risultato più alto delle forze del male non è dirti chi devi odiare, ma dirti chi devi amare. E un po' alla volta ci hanno fatto amare la falsità, ci hanno fatto amare quello che era più bello, a dispetto di quello che magari aveva più cultura, più calore dentro. Hanno creato tutti degli ideali. Poi a un certo punto, ragazzi, si è rotto qualcosa, perché anche noi un po' di anni fa eravamo già diversi. Ma non eravamo proprio, come dicono i romani, non eravamo proprio sburgiti. Eravamo lì, tiravamo un po' a campare, andava bene, sì dai, tiriamo a campare, va bene. Poi a un certo punto è salita l'acqua all'improvviso, ce la siamo trovate sotto la gola. E molti sono stati portati via. E loro non possono farsene una ragione di come noi riusciamo a stare ancora fermi lì. Anime belle, abbiamo fatto pace con questo pianeta. Adesso siamo espressione della bellezza di questo pianeta. Per questo non riusciranno mai a capire la nostra forza ed è per questa ragione che non riusciranno mai a cambiarla. Io glielo dico apertamente, noi ci siamo dovuti un po' abituare alla vostra cattiveria, al vostro piacere, al vostro sadismo, a tutto quello che hanno mostrato. Bene, noi un po' ci siamo abituati, voi cominciate ad abituarvi, perché noi da qui non ce ne andremo più.
Conosco troppo bene la natura. Una volta avevo anche una malattia, non riuscivo a curarla, eravamo disperati, lo sai, entri in quei percorsi, non cavi le gambe, e mi sono consegnato alla natura in un bosco di pino nero, e sono guarito lì dentro. La mattina non avevo più niente. Conosco troppo bene la natura, perché se sono vivo è perché la natura mi ha detto: fai adesso, compi la tua opera, non sei venuto qua per far finta, compi la tua opera. E la natura ha dei messaggi molto chiari, ha dei codici molto chiari. Io so benissimo che chi vuole portarci all'estinzione piano piano, dice tanto cederanno, signori, quegli esseri lì di umano non hanno nulla. Ve lo dicevo 2 anni fa e la gente si immaginava l'astronave, no? Dici, cosa dice? Adesso cominciate a capirlo. Si diceva: no, li riconoscerete dalle opere quelli fatti di luce, ma al pari riconoscerai dalle opere anche quelli fatti di ombra, di oscurità. Non sono esseri umani, ragazzi. Capirete un po' alla volta, ma lo state già capendo. Non posso permettere che questo pianeta, che esprime così tanta bellezza, venga piegato agli ordini di chi è al servizio di qualcosa che non è semplicemente il male. Sono proprio brutti e ci vogliono far diventare brutti, ed è per questo che non se ne fanno una ragione, perché hanno detto: li facciamo star male, saranno sempre peggio, saranno sempre più brutti. Ragazzi, siete diventati una bellezza incredibile. Fatevi un applauso vostro e guardatevi allo specchio la mattina e ditevelo tutte le volte che vi guardate: io sono fiero di te. Ditevelo. Lo faccio io, nello specchio le prime volte guardava e disse: ma che cacchio dici? Poi si è dovuto rassegnare anche lui. Molti si stanno chiedendo, e me lo state anche chiedendo, dice: ma cosa dobbiamo fare? Noi stiamo vivendo una fase epocale, sistemica, che sta interessando tutto il mondo, e allora diventa un qualcosa che è più là della nostra mano. Non ce la fai a fermarlo, non ce la fai. Sinceramente, ragazzi, cosa ci possiamo inventare oggi per fermare? Non è più neanche una cosa nazionale. Avete visto, abbiamo scoperto, ma lo sapevamo già, che quello che facevano in Italia partiva da molto lontano, che i conflitti che c'erano nel mondo partivano da molto lontano, che è tutto oramai gestito da sempre, da 5.000 anni a sta parte di storia nota, da qualcosa che è lontano. E dove metti le mani? Dove metti le mani? E allora una mattina, finalmente, dopo essermi torturato per cercare una soluzione, perché io, ragazzi, ve lo dico con grande sincerità, io vi sento quando tirate un sospiro di sollievo, e vi sento anche quando dite: cazzo facciamo adesso? Io vi sento. E una mattina ho detto: mi è arrivata questa cosa, sapete, noi siamo un po' strani, le cose arrivano, mi arriva: chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? È come spiegarlo a una donna, no? Chi te l'ha detto? No, ma mi è arrivato dall'etere. Chi te l'ha detto? Non è possibile, non si giustifica roba così. E ho detto: forse non lo devo fermare tutto sto movimento. Non lo dobbiamo fermare, ragazzi. Se non si può fermare, vuol dire che non lo dobbiamo fermare. Mauro Biglino mi ha insegnato questa cosa: se un problema non ha soluzioni, non è un problema. Allora, questa cosa si può fermare? Per quanto mi riguarda, no. Ma sapete perché non si può fermare? Perché non si deve fermare. È una stagione della vita. Non si può fermare una stagione. Quando arriva l'inverno non puoi dire: no, l'inverno è troppo freddo. Qua l'inverno è una bella cosa perché porta turismo, ma è una stagione. Si muove ad un livello cosmico più alto del tuo, non lo fermi. Non puoi dire al sole non tramontare, non puoi fermare un ciclo biologico, non puoi fermare il crescere della luna. Al pari non puoi fermare il processo evolutivo degli umani. Ci sono degli umani che si vogliono fermare lì, e lo avete visto. Altri umani, che siamo noi, che hanno messo la freccia, stanno scappando via. Lasciateli andare. Lasciateli andare. Vogliono andare, lasciateli andare. Non ne convincerete più nessuno. C'è stato un tempo dove dovevamo un attimino tenere viva una voce. Abbiamo dato tutto. Io vi parlo a una persona che prima di vestire questi panni qua sono stato un po' un educatore ambientale, ho fatto il progetto pilota per il Ministero dell'Ambiente, ho lavorato tanti anni con i bambini per cercare di tenere viva una verità, e tu vedevi che c'erano persone che rispondevano a quelle verità, altre no. Era un periodo, si poteva fare.
Oggi chi ha capito perché doveva e voleva capire. Chi non ha capito altro. Lasciateli andare. Sprecate una marea di energia ogni volta a volere salvare il mondo. Il mondo non vuole essere salvato perché sistematicamente, ciclicamente, periodicamente si rinnova. Sei fatto per stare nel vecchio o sei fatto per stare nel nuovo? Questa è la domanda che vi dovete fare, ma ve la siete già fatta e vi siete già risposti. Siete fatti per stare nel nuovo? Allora questo tempo non è fatto per essere contrastato, è fatto per essere attraversato. E mentre lo attraversiamo, un po' alla volta, succede una cosa bellissima, un'alchimia bellissima. Ci ricordiamo chi siamo, che è la più grande forma di conoscenza, il ricordo. Allora ci siamo ricordati che la natura ci piaceva così tanto, ci siamo ricordati che è meraviglioso fare una carezza a una persona anche se non la conosci, ci siamo ricordati che è bello prendersi cura uno dell'altro, ci siamo ricordati che è bello accettare che qualcuno si staccherà da te e non tornerà più come prima. Abbiamo capito che le cose cambiano. Attraversare questo tempo è stato il più grosso corso di formazione che potevate fare. Non ce ne saranno altri in futuro così, perché un corso di formazione 24/24 che ti ha preso tutta la dimensione mentale, sentimentale, sessuale, creativa, fisica, è cambiato tutto. Tutto! Guardatevi come eravate 2 anni fa. C'è gente che non si riconosce, andate lì su Facebook, guardate le foto di 2 anni fa, facevate delle cose, ma quello sono io. E al pari avete visto che è cambiato tutto attorno a voi. Quindi è un processo normale, dobbiamo attraversarlo, ragazzi. Attraversarlo perché, e lo dico ad ognuno di voi, in prima persona, non sei venuto qui per bloccare l'azione di quelli là. Non sei venuto qui per contrastare questo tempo. Sei venuto qui per attraversarlo e per costruire il nuovo dopo. E questa è la vostra forza ed è questa la loro condanna che non la capiranno mai. Allora si sente l'aria, allora si riesce a respirare. Perché se devo pensare di stare qui e resistere ed esistere in questo tempo, mi manca l'aria. Io non voglio continuare a vivere in un mondo fatto di queste cose qua. Ben venga che vadano al macero. Ho una priorità, una piramide dei valori differente adesso. Sarà anche perché comincio ad avere una certa età, me la racconto. Ma vedo che le cose che prima valevano tanto non funzionano più neanche per loro. Non funziona più neanche a loro. Tutti stanno pagando. Tutti stanno pagando, non possiamo fermarla questa cosa. Siamo arrivati 1000 volte da bambini e 1000 volte ci siamo sacrificati. Basta guardarci, lo sappiamo. Ognuno è arrivato con un compito ben preciso. Non è la classica frase del santone, lo vedete mentre passa il tempo, che strutturate delle attitudini, avete delle capacità, c'è chi riesce di più a dedicarsi a certe cose, chi riesce a portare quella carezza che ti fa passare il momento difficile, c'è chi ha la spalla più grossa, c'è chi ha la voce come io, e allora fa la sua parte, ma ognuno di noi è diventato un colore di un arcobaleno che non si era mai visto. Questo vi deve fare solcare questo tempo. Non stiamo vivendo questo tempo presente, non fatevi ingannare. Tutto quel calore che sentite, il calore che vi arriva da un futuro prossimo. Posso darvi delle informazioni su quello che andremo vivendo. Io sono un alchimista, quindi i cicli ci aiutano, ve l'ho sempre date le date, vi ricordate? A fine dicembre, metà novembre, metà dicembre, in quel mese lì ho cominciato a dire dal 20 a fine marzo ci sarà un contatto forte, è scoppiata una guerra mondiale, e vi dirò che a settembre-ottobre ci sarà un altro contatto forte. Perché, come vedete, le cose stanno cambiando e cambiano in maniera vertiginosa. Allora, come affrontare questo tempo? Guardate oltre, guardate sempre più in là. Va solcato, lasciate che venga portato via quello che deve essere portato via. Io vi abbraccio tutti, uno a uno, perché è la cosa più forte che potete fare in questo tempo, fare sentire alle persone che sono come voi che non sono sole. Non siamo più neanche pochi, ragazzi, non siamo pochi.
e un po' alla volta, vedrete, questo bacino tende a gonfiarsi. Dobbiamo stare uniti, l'unità è la parola d'ordine adesso. Quindi anche le varie bandiere a livello politico dovranno confluire tutte in un'unica bandiera, perché altrimenti vuol dire che qualcuno ha fatto i progetti sulla nostra pelle per i propri interessi. E io lo dico in tutte le piazze, io sarò spietato se vedo qualcuno che, anche trovando un cavillo, una classica scusa preelettorale, no ma io con quello là non ci vado perché lui nel 87 ha guardato storto quel bambino. Io sarò spietato nei confronti di sta gente. Tutti gli appuntamenti che ci aspettano da qui in avanti sono tutti appuntamenti che noi dobbiamo approcciare come un'unica specie, un'unica famiglia, un unico gruppo animico. Perché finché siamo così, ragazzi, siamo intoccabili. Guardate, avete superato il fuoco, siamo ancora qui. Voglio mandare un messaggio anche ai fratelli e alle sorelle che lavorano nelle forze dell'ordine. Non possiamo far finta di non vedere che cosa sta succedendo. Ragazzi, non possiamo far finta. Questa piazza, come tante altre piazze, all'inizio era piena di gente che, io dico, non voleva fare la doccia. Ve lo ricordate? Dico così perché se t'azzardi a dire quella parola entri nel grande cervellone e ti si blocca tutto. Non si può. Allora non volevamo fare la doccia. Io ho fatto più di 120 piazze in 4 mesi. Fate i conti. Infatti ero 97 kg e sono... Non è vero. E ho visto come sono evolute le piazze, soprattutto in quest'ultimo mese. Una volta c'eravamo soltanto noi che ci hanno messo nel grande contenitore Novax, prodotto d'accesso, no? Perché la strategia è quella, l'hanno sempre usata, la stanno usando adesso anche con la guerra, no? Creare il brutto e cattivo, creare la discriminazione, staccarlo e mandarlo ad asciugare. La classica strategia vigliacca di chi sa che perde, ok? È quella che fa nascere il bullismo, è quella che ha fatto nascere tutte le discriminazioni. Loro sanno fare soltanto questo. All'inizio le piazze erano piene di gente che non voleva farsi la doccia, adesso comincia a essere anche qualcuno che una doccia o due se l'è fatta, ma non ha più lo stipendio. Comincia a esserci qualche imprenditore che non arriva più a fine mese, comincia a esserci anche qualcuno che fino a ieri dice ma non me ne frega niente e adesso va a mettere la benzina, costa la metà di più, va a comprare il pane, costa la metà di più, va a comprare l'acqua, costa la metà di più, e magari se si fa 2 conti dice fra un po' non arrivo a fine mese. Ragazzi, fra un po', e qui dico ai ragazzi con i quali ho sempre avuto un rapporto diretto e sincero, perché ne ho tanti amici, sono esseri umani come noi, ok? Ecco ragazzi, quando queste piazze saranno piene di 2/3 della popolazione che farà fatica a arrivare alla fine del mese, io dico ai ragazzi delle forze dell'ordine, da che parte continuerete a stare? Da che parte continuerete a stare? Perché noi un esempio l'abbiamo dato di fronte ad una plateale ingiustizia. Avevamo un lavoro, l'abbiamo messo da parte, perché la vita di un essere umano non vale 1.500 euro al mese, vale infinito, è la priorità assoluta. Allora metto da parte il lavoro, metto da parte il bar, metto da parte la pista, metto da parte tutto. Ecco, c'è un momento nel quale anche posizioni alte di questo tipo dovranno trovare a farsi una scelta. La coscienza deve valere molto di più della comodità. La coscienza deve valere molto di più della comodità. Io confido in questo perché la storia, che non ho scritto io, l'ho studiata come l'avete studiata voi, ha sempre raccontato che se uno non può comprarsi le scarpe perché non ce la fa a comprare la scarpa firmata, un po' si incazza ma gli passa. Ma quando una persona non riesce ad arrivare a fine mese, vuol dire che ce ne sono tante altre che non arrivano a fine mese, e quando 2/3 della popolazione non arriva a fine mese, non la fermi più. E allora non potranno continuare a salire qui persone sul palco per cercare di gestire nell'amore e nella tranquillità questa cosa, perché quando hai finito la pazienza e hai finito la sopravvivenza, l'amore diventa ribellione e non lo fermi più. Abbiamo dato un esempio a tutto il mondo, a tutta la storia che è venuta prima, di come
ci si può vestire d'amore, accompagnare, siamo stati un esempio, ragazzi. Avete scritto singolarmente, ognuno di voi, alcune delle pagine più belle che questa umanità abbia vissuto. Io tutte le volte non me ne rendo ancora conto, ragazzi, anche quando arrivo in piazza, vi vedo arrivare, vedo i cuoricini, grazie per tutto quel cazzo. Io dico, ma che cacchio abbiamo fatto? Io ho fatto la mia parte, non mi sembra di aver fatto... Però è nato un popolo. Ragazzi, in Italia ci sono 65 rotti milioni di persone, ma dentro c'è già un altro stato fatto da 10-15 milioni di persone, che siamo noi. Ok? Lo puoi ignorare fino alla fine? Lo puoi ignorare? Politicamente un partito da 10 milioni di persone prende il 35-40%, lo puoi ignorare? Loro lo stanno ignorando, perché? Perché se non vuoi affrontare una questione devi far finta che non esista. Non potranno ignorarci fino alla fine. Allora cosa dobbiamo fare? Andare a fare i disordini? No. Dobbiamo continuarci a protestare, fare il chiasso? No. State fermi. Lo vedete o no? Li abbiamo logorati noi, perché siamo rimasti fermi qui. Siamo rimasti integri. Qual è la cosa più grossa che puoi perdere? Lo stipendio? Siamo tutti figli di una generazione che è cresciuta con un pezzo di pane e un morso di formaggio. Non ne voglio sentire uno che mi dica non riesco ad andare avanti. Io conosco gente che è arrivata dal Senegal, dalla Nigeria, ha bevuto la propria urina per attraversare il deserto. E sono qui, e un po' alla volta sono ripartiti. Non abbiamo scusanti. Su un piatto della bilancia c'è la nostra dignità. Sull'altro piatto, come hanno fatto i nostri nonni durante la guerra, durante la fame, dobbiamo essere, e lo siamo, disposti a mettere qualunque cosa. Perché non possiamo, non vogliamo e non perderemo mai quella che è la nostra identità. Siamo diversi, ragazzi, è lì la chiave di tutto. Siamo diversi, abbiamo dentro i codici per far esistere la vita ad una vibrazione differente. Se mi dovessero far scegliere tra la paura di un ipotetico virus e un vaccino, io ho già scelto. Se mi dovessero far scegliere tra la paura dell'invasione dello spassiva cattivo, mi fa morire da ridere, sono i primi che si hanno dato una mano, e dargli la mia libertà, io non ci penso due volte. Siamo il primo piano, anzi il piano terra di questo edificio, un edificio che vedrà i piani successivi come non si erano mai visti. Quindi la cosa più bella che posso dirvi, tutte le volte sentivi degli esseri speciali, preziosi, solcate questo tempo, per loro sarete dei 4 sfigati, lo sapevo, guardano a me, dico guarda quello, ragazzi, no? Però noi abbiamo un progetto segreto, no? Ci diamo e ci siamo dati tutti ad appuntamento in quel grande campo là, dove è tutto da costruire, finalmente con delle regole nuove. Io, ragazzi, con tutta la forza che ho dentro, perché sono magro ma sono testardo, e la testardaggine è una delle forze più estreme che esistano, sarò al vostro fianco fino alla fine di questo delirio. Signori, Michele Giovagnoli! Siamo arrivati liberi su questa terra, liberi, torneremo a casa con tutto l'amore che posso. Sentitevi belli sempre. Michele Giovagnoli! Amico! Fuoco amico! Sei polizia? No, no, no. Perché? No, no.
Michela dalla Romania, ho doppia cittadinanza, quindi sono anche cittadina italiana da più di 23 anni. Ecco, quando tutta l'Italia erano gialli, rossi, arancioni, la Romania è sempre stata verde, ma verde con l'immunità naturale, non con la doccia. I rumeni sono sempre usciti fuori, hanno sempre reagito, abbiamo delle persone che veramente non si sono accasciate, non hanno preso la pausa. Tuttora, anche se siamo sottomessi, ci provano, ma i rumeni non si fanno mettere sotto. Quindi da parte della Romania, da parte della senatrice Diana Jovanovic-Șoșoacă, se siete sentiti questo nome, lei ha detto sempre, e lo ribadisco anch'io, a nome di tutti i rumeni e tutti i cittadini italiani e tutte le persone del mondo, che Dio non ha fatto la doccia, quindi l'immunità naturale resta e resterà per sempre con noi altri. Grazie Italia e forza! Per il preavviso della multa agli ultra cinquantenni, perché nessuno ne ha ancora parlato oggi. Ovviamente le persecuzioni continuano, ovviamente. Quindi il mio suggerimento da avvocato, ma anche da persona civile, è non fare neanche l'istanza di autotutela, strafregarsene! Casomai valuteremo il problema nel momento in cui dovremo ricorrere collettivamente al giudice di pace, perché faremo magari gli avvocati di buona volontà, 100-150 persone, con un atto magari mettendo 5 euro a testa, perché è anche assurdo che qualcuno paghi un avvocato per spendere magari 5 volte di più, però è una questione di principio ineliminabile. Quindi nel momento in cui ci sarà la vera sanzione, noi siamo pronti per fare il nostro dovere, e soprattutto invito tutti i partecipanti, le persone di buon senso, a negare il consenso al trattamento dei dati sensibili. Fate PEC, raccomandate all'Agenzia delle Entrate, al Ministero della Salute, cancellatevi veramente da questo sistema criminale. Comunque la battaglia non è finita purtroppo, perché a settembre riprenderanno davvero le persecuzioni, ma noi non ci faremo incantare sicuramente. Grazie a tutti. Grazie Marco. Ciao, grazie mille a tutti per avermi invitato. Sono Monica Cadau del Bar Nuraghi di Borgo Valsugana. Il mio bar è stato murato, ma non perché è il mio. È come se avessero murato tutte le vostre case. Quello è il messaggio che vogliono dare. Muriamo il suo bar e muriamo tutti quanti se non rispettano le regole. Regole, ricordatelo, non leggi. E adesso vi racconto la mia storia iniziata nel 2020, appena riaperto il lockdown. Allora, io ho riaperto il mio locale il 4 di maggio, servizio da asporto in zona arancione. E tenete presente che abbiamo gestito il bar fino alla chiusura, io, mio figlio e una dipendente, quindi quando ho riaperto ho dovuto riaprire da sola con mio figlio, senza stipendio ovviamente, con il tavolo fuori, e servivo da asporto quello che riusciva a servire per riuscire a recuperare una parte delle spese, perché ovviamente la gente era impaurita, non usciva, c'era chi diceva che bello, sembra un'oasi, bellissimo, grazie per averci ridato questa vita. Però nel frattempo da lontano incominciavo a vedere le sirene, dicevo oddio cosa sta succedendo, e incominciavo a tremare veramente, mi viene ancora l'angoscia, e arrivavano, fermi tutti i documenti, cosa state facendo qua? Niente, io sto facendo un servizio da sport come mi ha detto il mio ragioniere, e penso che non sto facendo niente di male. Incominciavano controlli e niente, quindi tutto bene, tutto a posto. Questo nel 2020.
E sono stata comunque sempre massacrata dalle forze dell'ordine, venivano 4-5 volte le pattuglie per fare 1000 controlli, sempre riguardo alle restrizioni Covid, regole che io all'inizio cercavo comunque, come tutti, di rispettarle, va bene? E infatti non ho mai preso una sanzione perché comunque cercavo di rispettarle. E ho continuato a dire sto facendo il mio lavoro e non sto facendo niente di male, ho continuato a lavorare sempre con le forze dell'ordine addosso. L'anno dopo, ad aprile, mi sono stufata, esattamente il 6 di aprile, ho detto adesso basta, non ne posso più, perché sono arrivate 5 pattuglie di tutte le forze dell'ordine, compresa la finanza, con l'ambulanza. Volevano farmi un TSO, perché così risultavo pazza per loro e mi chiudevano il bar e loro erano a posto, perché non possiamo far circolare una pazza che non rispetta le regole, perché se non le rispetta lei non le rispetta nessuno, quindi la dobbiamo rinchiudere, ma non ci sono riusciti, perché per fortuna ho sempre avuto sostenitori dalla mia parte, perché come me ce ne sono tanti e siamo in tanti, e sono salita nell'ambulanza molto ingenuamente, mi stavano mettendo tutto addosso, mi stavano non legando, ma mi ricordo che mi hanno incominciato a mettere tutti i macchinari, pressione qua, sì, la dobbiamo portare in pronto soccorso perché no, fermi, tutti mi dicevano scendi, sono scesa e gli ho detto col cavolo che mi fai un TSO, ciao. Da quel momento in poi hanno incominciato a sanzionarmi, arrivavano tutti i giorni, multe su multe, 3-4 multe al giorno, una di cui, dove c'era scritto, si trovava a piedi all'interno del suo locale, la multiamo per 480 euro, gli rispondo scusa. Chiedono dalla regia il sindaco di che comune, come si chiama? Di Borgo Valsugana, Enrico Galvan. Ok, perfetto. E questi Nome e sono cognome. i vigili di Borgo Valsugana, la denunciamo per, c'era proprio scritto, si trovava a piedi all'interno del suo locale. E gli ho detto, ma scusa, devo venire col monopattino, visto che adesso vi ricordate quando dicevano che diamo il monopattino, ve lo diamo, ve lo regaliamo, ma non posso venire col monopattino, è piccola la mia attività, non posso, e comunque mi hanno multato. Mascherina, distanziamento con nessuno dentro, dicevo, ma distanziamento, da chi devo stare distante? Che la gente ha paura quando vi vede arrivare, scappa, dov'è il distanziamento? Quindi oltre il danno anche la beffa, perché mi prendevano in giro, non ero io che prendevo in giro loro, erano loro che prendevano in giro a me, assurdo. Dopo di questa arrivano i NAS, si sono spacciati per polizia amministrativa, questo a luglio, quindi sempre nel 2020. A luglio arriva la polizia amministrativa, bla bla, mi cerca tutte le planimetrie di qua di là, documenti, vogliamo entrare in cucina, fermi, gli ho detto, siete dei NAS, avete un mandato di perquisizione con il reato che io ho commesso? No, allora prego, accomodatevi fuori. E con l'aiuto del mio compagno siamo riusciti a buttarli fuori, ma si sono messi fuori nei tavolini del giardino e hanno incominciato a scrivere. Ma siccome non potevano scrivere niente di illegale, perché io non avevo fatto niente di illegale, perché ero nelle mie regole, nelle leggi, ero entro le leggi, niente fuori dalle regole loro, comunque, perché comunque non c'era mai nessuno, stavo pranzando, loro non trovano niente. Arriva chi? L'ispettorato di lavoro. Bingo! Pensavano di farmi paura, ma io ho detto, io non ho dipendenti, ho solo mio figlio che oltretutto non pago, perché non lo posso pagare, non c'è più il lavoro per tutti e due, non c'è, quindi lui è qua in attesa di un altro lavoro, e quindi anche loro non mi hanno fatto niente, nessun tipo di sanzione, quindi stavo alle leggi, io le leggi le rispetto, non le regole le rispetto a casa mia. E le regole di tutti le rispettiamo, ma non le regole Covid che ci fanno prigionieri a casa nostra.
Poi ovviamente non ho mai rispettato le chiusure, perché chiudevo alle 6, dicevo ma porca miseria, gli aperitivi come faccio? Come faccio a sopravvivere? Come faccio a lavorare? Chi mi mantiene? Chi è che mi mantiene? Vado a chiedere la lemosina? No, io voglio aprire il mio locale, quindi testarda, dicevo no, io rimango, io apro. Sì, arrivano i vigili, prego, sì, sanziona, ciao, arrivederci, scrivi, firma. No, non firmo. Non ho mai firmato una sanzione. Non si firma, è un contratto. Ricordatevi che tutte le sanzioni sono contratti, tutte. Se noi rispettiamo la legge, allora dobbiamo stare alle leggi, ok? Ma non le regole Covid, perché non c'è una legge Covid, non esiste la legge Covid, non l'hanno messa. Ogni decreto cadeva, infatti tutti i decreti di Conte sono caduti. Quindi tutte le multe che hanno messo, chi le ha pagate? Peggio per chi le ha pagate. Chi le ha firmate? Mi dispiace, non dovevate firmarle. Io non le ho firmate, quindi sono andate tutte a cadere, ok? Però comunque mi hanno fatto i penali dove comunque mi li segue l'avvocato Fusillo, perché mi denunciavano anche per divulgazione di video. Io mettevo i miei video, ma non per essere famosa, perché io non sono famosa, io sono popolare, io sono del popolo, quindi popolare, per una cosa che hanno fatto a me ma a tutti, perché hanno murato il mio bar ma hanno murato le vostre case, perché se non rispettiamo le regole ci murano casa nostra. Questo è il messaggio: lei non rispetta le regole, muriamo il bar. Pazzesco. Posso continuare? Ho quasi finito. Siamo contingentati. Fino alla fine. Vai. Arriva gennaio, questa è grossa, arrivano gennaio, il 7 gennaio, 3 carabinieri della Digos, quindi la Digos non cerca caramelle, ci siamo capiti. Sono rimasti 2 ore all'interno del mio locale, scrive, la gente non entra, e dico ma porca miseria, ma mi dite cosa state scrivendo? Lei non ha la mascherina, non ha il Green Pass, ma io da datore di lavoro non serve il Green Pass, la mascherina è là appesa, non la uso, non c'è nessuno, chi c'è? Ci siete voi, il distanziamento c'è, quindi non serve la mascherina, questa è la vostra regola, quindi la sto rispettando. Ho allungato la mano per prendere le carte e dire ditemi cosa state scrivendo, mi hanno girato il dito e si è spezzata l'unghia, si è strappata l'unghia. Il pomeriggio sono andata in ospedale, ho fatto la dichiarazione che sono stata aggredita e hanno scritto aggressione altrui. Il giorno dopo sono andata in questura, volevo denunciare il fatto, mi hanno buttato letteralmente fuori dalla caserma e io non ero da sola, ero col mio compagno che filmava, quindi tutte queste cose le sto dicendo perché sono filmate, anche lo strappo dell'unghia. E il giorno che sono venuti il 7 di gennaio volevano arrestarmi per resistenza pubblico ufficiale, era quello il loro intento, ma siccome l'ho capito mi sono nascosta dentro la cucina, scappando ovviamente, perché hanno tentato di arrestarmi e sono scappata aspettando il mio compagno che arrivasse a liberarmi e dopodiché non mi hanno arrestato. Infatti gli ho detto ma non dovevate arrestarmi, hanno fatto finta di niente, non gli è bastata. Gennaio, hanno iniziato febbraio, marzo, che mi hanno murato il bar, in questi 3 mesi hanno iniziato a massacrarmi di nuovo tutte le forze dell'ordine e continuavano, mi hanno sanzionato, però vedevano che comunque per loro per me non era niente quello che dicevano loro, quindi ho cominciato a fare le chiusure, chiudi 5, chiudi 10, chiudi 15, io non facevo mai le chiusure. A un certo punto arrivano con i sigilli, un bel giorno arrivo e dico oh, che cos'è? Mi hanno praticamente messo i sigilli nelle finestre, tenete presente con le finestre sono tutte con le sbarre, e hanno infilato la mano e messo nel vetro il sigillo e davanti il sigillo per non entrare. Io comunque ho detto, ho chiamato gente, ho tolto i sigilli, ho chiamato la Rosanna Spattari, la conoscete, di Torino? Un applauso a Rosanna, che è grande. Ho chiamato subito a lei perché io sono in contatto con lei e gli ho detto Rosanna cosa devo fare? Vuoi lavorare? Certo che voglio lavorare, quello è la mia vita. Allora perfetto, vai, strappa i sigilli e entra a lavorare. Sono entrata a lavorare, dopo 3 giorni sono venuti, mi hanno ritirato la licenza, mi hanno detto tu non puoi più lavorare, chi lo dice? Il giorno dopo 3 giorni un altro sigillo. Ti avevo detto che non hai la licenza, quindi non puoi lavorare, non c'è problema, tolgo il sigillo e entro. Terzo sigillo, tolgo il sigillo e entro.
quarto sigillo non c'era, perché non l'ho visto, non c'erano i carabinieri, non c'era il sigillo, quindi entro, dopo circa 20 minuti si affaccia uno con un passamontagna, ci guarda, mio compagno lo guarda e questo scappa, lo insegue e gli fa il mio compagno: bravo, complimenti. È tornato al bar, mi fa: che cretino. È venuto a controllare. 20 minuti dopo è arrivato la Digos, di tutto, avevamo l'esercito davanti al bar, l'esercito. Ci hanno obbligato a uscire con la forza perché sennò ci arrestavano per resistenza pubblica ufficiale. Questo il 22 di marzo, il 23, qua siamo alla fine, il 23 alle 8 del mattino, io ho detto ormai basta, cioè perché rischiare di essere arrestata anche no, non mi arrendo, sicuramente farò qualcos'altro perché porto avanti la mia battaglia. Il 23 mi chiama mio figlio e mi dice: mamma, guarda sui social, ti hanno murato il bar. E devo dirti un'altra cosa, prima a gennaio mi avevano annunciato sul giornale che mi avrebbero murato il bar, fatto un TSO e mi avevano arrestato per resistenza pubblica ufficiale. Non sono arrivati a far ste due robe, ma mi hanno murato il bar. Quindi il mio bar è murato. Pazzesco. Dal 23 di marzo, ma io non mi sono arresa, perché non mi arrendo. Con la mia resistenza e con la resistenza di tutte le persone che mi stanno a fianco, che mi aiutano a lottare, la mia lotta, ma la lotta di tutti quanti, abbiamo organizzato un tendone a fianco al bar, è bianco, con una bandiera sarda che sventola. Viva la Sardegna e viva tutti quanti! E viva Monica! Organizziamo giovedì, venerdì, sabato dalle 17 in poi e tutte le domeniche dalle 15 in poi aperitivo al sacco, è offerta perché altro non posso fare, così vivo la vita e speriamo che presto tolgo il bar, tolgo il muro. Un'altra cosa, sono appoggiata dall'avvocato Fusillo e tra un mese e mezzo circa, quindi fine maggio, andrà in TAR la mia causa. Ma punto di domanda: se non vinco, pazienza, vincerò dopo in Cassazione come ha vinto la Rosanna Spattari, perché non ho fatto niente di male, voglio lavorare, libertà, lavoro, voglio lavorare, non voglio fare altro, non voglio diventare famosa, assolutamente, voglio lavorare. Brava! Io sono Anna e sono qui a voce a nome sia di Belluno Libera, che è il nostro movimento della provincia di Belluno, sia a nome del gruppo di studenti contro il Green Pass di Belluno. Coloro che più hanno sofferto questa mancanza di vita in questi 2 anni, lo sappiamo benissimo chi sono, e sono i bambini e i ragazzi. Io lavoro nella scuola e le scene che ho visto in questi 2 anni sono state veramente dalle più incredibili, non saprei neanche come descriverle. Io ai miei alunni l'anno scorso non ho mai detto di alzarsi la mascherina sopra il naso, anzi gli dicevo: per piacere tiratevela giù, perché veramente il terrorismo psicologico che vivono nella scuola è qualcosa di assolutamente illegale. Professori che urlavano per i corridoi delle scuole: staccatevi, non parlatevi, non abbracciatevi, tiratevi sulle mascherine. Ma come si fa a crescere dei bambini in questo modo? E i bambini appunto ne stanno veramente pagando le conseguenze in una maniera che noi non ce ne rendiamo minimamente conto. Stamattina quello che in realtà vi voglio raccontare è questo piccolo aneddoto che mi è successo stamattina mentre parlavo con mia mamma a colazione, e ci domandavamo proprio quando è che tutto questo finirà? Quando è che la gente, oltre alla gente come noi, comincerà a rendersene conto? Se ne renderanno conto? Se sì, in che modo? Perché io dico sempre, io sono nata così, difatti prima quello che diceva prima Giovagnoli mi ha commosso, perché io a 5 anni mi sentivo strana, a 10 anni mi sentivo inadatta, a 15 cercavo di trovare il mio posto e non lo trovavo. E questa lotta proprio mi fa dire: ok, sì, è il mio posto, quindi ho perso il discorso. Comunque, i bambini, stavo dicendo, scusatemi, ci chiedevamo appunto che cosa succederà, che cosa servirà a queste persone per aprire gli occhi. E appunto si parlava dei ragazzi e ci siamo chieste, purtroppo lo vediamo ormai all'ordine del giorno, ragazzi che corrono, fanno la campestre sanissimi e rimangono a terra e non si muovono più.
ragazzini che muoiono sui campi di calcio, che fanno l'attività che più amano, che hanno potuto continuare a farla solo sotto ricatto, la ritrovano un'attività fatale. Gli amici, che anch'essi magari hanno dovuto sottostare a questo ricatto, che cosa ne pensano? Si accorgono di quello che sta accadendo, che non è normale che un ragazzino di 13 anni stramazzi a terra perché sta giocando a pallone, o che faccia una campestre e rimanga lì. Si accorgono gli amici che questa cosa qua non è normale, e lo chiedo ai ragazzini che passano qui, ve ne accorgete? E quello che ci chiedevamo io e mia mamma era: nel momento in cui te ne accorgi e dici non è normale, e sei magari in un gruppo di altri 10 amici che vanno dritti per la loro, e tu dici caspita, però c'è il dubbio, come fanno ad esprimerlo? E effettivamente io non riuscivo a spiegarmi, perché ho detto non c'è un momento storico che possiamo paragonare, non è per esempio dire ma magari forse lo schiavo nero non ci serve tanto? Vabbè, lo dici, ma è una posizione, magari è che vado male per esempi, perché poi ti dicono i Novax, i No Pass poi fanno le cose, no? I paragoni, quindi ecco, fateli da soli. Si va male, perché? Perché abbiamo costruito una società, una scuola negli ultimi 30 anni che non ti permette di farti dubbi, non ti permette di crearti un dubbio. La scuola, e questo ve lo dico, vi riporto quest'altro esempio, la scuola ti insegna solo cosa devi pensare e non puoi andare fuori dalle righe. E io mi chiedo, ma com'è possibile? Io ho fatto la stessa scuola delle mie amiche che sono dritte per la loro, e io ho il dubbio, chissà, appunto, ripeto, come diceva prima Giovanioli, so strana. Però per esempio la mia professoressa del liceo di inglese, che anche lei per fortuna è una persona sana, mi raccontava che un mese fa è stato indetto dal professore di storia, è stato indetto un collegio docenti straordinario per decidere all'unanimità che cosa dire, che notizia dare ai ragazzi sulla guerra in Ucraina, senza dubbio, senza porsi una domanda in più. Come fanno questi ragazzi a permettersi di dire ma forse lui che ha fatto la doccia qualcosa non è andato bene, se l'amico gli stramazza davanti ti poni il dubbio? Come fai se la scuola per prima ti dice tira sulla mascherina e devi dire solo questo, devi pensare solo questo? Allora io qua concludo, grazie, concludo perché appunto cosa possiamo fare noi per queste persone? Io credo che quello che possiamo fare noi ora è preparare un ambiente in cui loro si possano sentire accolti, amati, compresi, e non avere pietà, non provare rancore, e nonostante quello che ci stanno facendo passare, essere non superiori nel senso di arroganti, ma veramente poterli accogliere e non farli sentire soli come la società odierna li sta facendo sentire. Ci sono realtà che stanno nascendo in provincia, ma in tutta Italia, siamo moltissimi. L'alternativa non è ghettizzarsi, l'alternativa è dire no ad un sistema che impedisce ai bambini di fare la loro vita, di essere bambini, di sognare, di respirare, di fare sport, di abbracciare i propri amici, di poter vedere in faccia i professori, i maestri. Quindi ecco, l'alternativa è dire no a questa scuola che ci sta ghettizzando questo. Un applauso all'Anna. Grazie mille a tutti. Grazie Anna.